Mia mamma, cioè, la sua filosofia è: prima di tutto non diamo fastidio a nessuno. Diciamo che non diventi un imprenditore con questa... Però se tutti fossero come mia mamma avremmo pochissimi imprenditori, però la pace nel mondo. Sarebbe un posto bellissimo il mondo. Meravigliosa con mia zia Carla, che è sua sorella, è identica, hanno la stessa filosofia di vita. E quando loro si vanno a prendere il cappuccino al bar, no? Che è questo atto di emancipazione totale, no? È bellissimo, però non se la vivono bene, no? Perché il problema è poi quando si va a pagare. Ma non perché non vogliono pagare, perché non vogliono che paghi l'altro, no? Allora smettono di parlare. Tensione, sembra il film di Sergio Leone. Le mani devono essere tutte e due sulla tazza, no? Perché se una appena niente la posa giù, cosa ti fa? Poi arriva il momento di parlare. Stai ferma, eh? No, fa su me. No, non sta da fare niente, che l'ultima volta ti hai fatto tutti. No, fa mia, che mi offendo. Ah sì? Ti offendi? A me non ti parlo più. Ah sì? Non ti parli più? Allora a me non ti vengono a certo. Ah sì? Allora mi levo tutte le fotografie che sono. Ah sì? Allora mia, per me te è morta. Ah sì? Allora mi chiamo Putin e ti fa si invadere. C'è scoppia la terza guerra mondiale per un cazzo di cappuccino, vedi? Ah sì?